Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Jadon Sancho è uno dei giocatori ingaggiati dal Manchester United nel 2021, spendendo 85 milioni di euro per prelevarlo dal Borussia Dortmund. E il risultato non poteva essere peggiore. I Red Devils hanno investito molto sull'ala inglese, spesso accostata a Napoli e Juventus, con un contratto astronomico, ma l'esterno è finito per perdersi in una serie di prestiti infruttuosi tra BVB, Chelsea e Aston Villa. Sebbene stia guadagnando spazio sotto la guida di Unai Emery all'Aston Villa e ancor prima, sotto la guida di Enzo Maresca in Conference League con i Blues la scorsa stagione, Sancho è lontano anni luce dal livello mostrato durante la sua prima esperienza vincente al Dortmund. In questa stagione ha segnato solo un gol e fornito un assist in 25 partite, in netto contrasto con le sue migliori prestazioni con la Roma, 16 gol e 20 assist in 38 partite. Secondo The Sun, uno dei principali tabloid inglesi, lo United avrebbe deciso di rompere definitivamente con il giocatore. Il club avrebbe accettato di coprire tutte le perdite necessarie per porre fine al rapporto con lui alla scadenza del suo contratto, il 30 giugno. I Red Devils hanno rifiutato di prolungare il contratto per un altro anno, un'opzione solitamente utilizzata per provare a vendere, sebbene a un valore molto inferiore, e preferiscono chiudere l'affare qui. Pertanto, sarà a parametro zero. E chissà, il Napoli potrebbe ripensarci. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? È un buon nome per la prossima stagione? O no? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!